Solo poche ore fa lo sgombero di quello che era diventato un campo nomadi nel parcheggio, nell'area di sosta Gerosa, e già sono tornati i camperisti, ne vedete uno qui alle nostre spalle, ma chi lavora in questa zona ci dice che c'è stato parecchio movimento. Sarà il fine settimana, sarà che i camperisti si passano voce nei social e nelle community che hanno per darsi le informazioni sui luoghi migliori in cui andare, ma questo posto sembra essere tornato alla vita. Abbiamo visto anche noi arrivare, entrare e uscire più di qualche camper di turisti, quindi vuol dire che in pochi giorni è plausibile che questo diventi nuovamente un punto di riferimento per questo tipo di turismo. Certo è che c'è ancora tanto lavoro da fare. I camper dei nomadi che si erano installati nell'area di sosta di Viale De Gasperi sono stati spostati, ma restano i segni di una frequentazione non sempre adeguata al luogo, come forchette abbandonate per terra, un numero immenso di mozziconi di sigarette, calzini e altri capi di vestiario. Biciclette con e senza lucchetto rimangono sotto la tettoia assieme all'erciume di varia natura, e in generale l'impressione è quella di un luogo che dovrebbe subire una bella ripulita. I camperisti infatti lamentavano che alcuni punti della piazzola erano utilizzati come vespasiani fuori ordinanza, e l'odore che ammorba le siepi conferma questo malcostume. Ma con una rapida operazione di pulizia si può tirare a lucido un'area che è già tornata nel cuore dei camperisti, i quali si stanno scambiando sul web informazioni sulla novità bassanese. Ecco qui un avviso piuttosto chiaro pubblicato online a uso e consumo di chi ama viaggiare in camper. Così, assieme ai mezzi dei turisti, tornano al Park Gerosa anche le 5 stelle del voto internet, che possono ridare slancio a un comparto fondamentale per l'indotto bassanese. E qualche frequentatore del parcheggio chiede, fuori microfono: ma ci voleva tanto?